Luca Pallattini, oggi si conclude questa lunghissima stagione 2021-2022, l'avete fatto sconfiggendo la Guailan a Trento per 3-2 dopo una lotta praticamente all'ultimo sangue fatta di punti a favore vostro, punti a favore loro, errori vostri, errori loro. È stata una partita come intensità bella, è una classica partita da fine stagione dove comunque la lucidità stenta un po' e la vai a compensare con il cuore. Io oggi volevo cercare di alternare un po' tutte le ragazze che quest'anno hanno dato vita alla stagione, agli allenamenti, si sono impegnate, hanno messo il cuore in quello che facevano. E alla fine mi dispiace per loro che probabilmente dovranno andare a fare un play out per ATA, noi ce la siamo giocata per quello che avevamo e per quello che potevamo. E invece loro dovranno probabilmente fare i playout, noi invece abbiamo veramente concluso questa stagione, quindi vorrei da te un bilancio su questa stagione. Un bilancio è difficile da fare, nel senso che è stata una stagione strana, l'ennesima stagione strana, Covid, infortuni hanno penalizzato il nostro cammino in campionato. Quando stavamo iniziando a ingranare nel gioco, poi succedeva qualcosa che ci costringeva a fermarsi. È stata una stagione, l'ennesima stagione particolare, quindi bravi a lottare nei momenti di difficoltà e a stare lì nonostante mancassero persone, si facesse fatica a fare allenamento perché eravamo in pochi. Ci sono state tante cose che hanno caratterizzato questa stagione, ma in queste difficoltà si cresce di più. Io invece, Luca, da parte mia vorrei ringraziarti per tutto quello che hai fatto e cercato di fare per la nostra società del Bolano Volley. Ringrazio tutti, ti ringrazio davvero di cuore e ti auguro un in bocca al lupo se ci sarà la prossima stagione o anche se ci sarà un futuro qui comunque. Io ringrazio te per tutta la passione che metti. Grazie Luca, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a te.